21.000 aziende e finanziamenti, contributi e garanzie per oltre 1 miliardo di euro. Sono i numeri principali dell'attività degli ultimi 3 anni della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, presentati in mattinata a Palazzo Balbi, cui ha preso parte anche il governatore Zaia. Era importante segnalare questo lavoro che Veneto Sviluppo ha fatto, sia quello che riguarda le attività storiche, che sono appunto le attività agevolative nelle varie forme, ma anche quelle nuove, più innovative, quindi le attività che stiamo svolgendo con la nuova SGR, con la nuova società di gestione del risparmio e tutta l'attività sui mini bond, compreso diciamo, l'attenzione che stiamo continuando a mantenere sulle imprese che comunque stanno vivendo delle fasi un po' complesse nella loro attività di crescita. La maggior parte delle erogazioni è stata messa quasi esclusivamente a favore di piccole e medie imprese, oltre la metà facenti parte del settore artigiano veneto. L'entità media degli interventi è di 60.000 euro contro i 160.000 del Fondo Centrale di Garanzia. Le misure anticrisi deliberate dal 2012 al 2018 hanno registrato 2.157 operazioni agevolate per un valore complessivo di circa 312 milioni di euro. Ora in campo c'è un importante obiettivo. È il fondo appunto che punta a sostenere le imprese venete che stanno vivendo dei particolari momenti di complessità, ovviamente aziende che sono mediamente grandi e che hanno un importante indotto sul nostro territorio, perché poi non dimentichiamoci che le piccole imprese vivono in larga misura delle commesse e del lavoro delle grandi imprese. E questo lo stiamo facendo, abbiamo individuato dei partner importantissimi di caratura internazionale, come ho detto durante la conferenza stampa, e ovviamente i tempi sono quelli che il mercato richiede, ci stiamo attivamente lavorando e io sono molto confidente. Di quale cifra parliamo? E il first closing, come viene detto normalmente, sono 100 milioni di partenza, però poi puntiamo ad aumentarne nel tempo successivo.